Affollata riunione a Badia Polesine nel Rodigino per un primo bilancio dei danni della tromba d'aria di 2 giorni fa. Già superata la previsione dei 100 milioni di euro di danni tra raccolti persi e strutture danneggiate. La Regione ha assicurato il suo impegno, ma per queste calamità, che ormai sono sempre più frequenti, diventa fondamentale l'assicurazione delle aziende agricole. Noi abbiamo fatto una stima per adesso, noi pensiamo che siano superiori ai 100 milioni di euro. È una striscia di circa 10 km di larghezza per una lunghezza di 30 km che va da Badia Polesine fino a Canaro. Volti tesi ma soprattutto rassegnati, quelli degli agricoltori polesani colpiti 3 giorni fa da una devastante tromba d'aria accompagnata da una violenta grandinata. Un primo bilancio del disastro è stato presentato nel corso di un'affollata assemblea nel municipio di Badia Polesine. Presenti molti sindaci dei 19 comuni colpiti, i rappresentanti delle associazioni agricole, Coldiretti, CIA, Confagri e Eurocoltivatori, ma anche tanti cittadini. Assenti, nonostante la richiesta di calamità naturale già inoltrata, i rappresentanti della provincia di Rovigo. È una tragedia. Noi stiamo aspettando ancora gli aiuti per la siccità del 2012, per le alluvioni del 2013 e speriamo che la Regione accolga questa straordinarietà. Purtroppo il Fondo di Solidarietà Nazionale ha una disponibilità limitatissima, pensate sono 18 milioni di euro a livello nazionale, quindi speriamo poco che arrivi. E anche qua un appello agli istituti di credito perché slaccino le borse dei soldi, perché l'agricoltura polesana è in ginocchio. Agli agricoltori che in centinaia hanno perso ettari di mais, barbabietola, soia, ma anche di frutteti e vigneti, la Regione ha garantito il suo massimo impegno, a partire dai piani di sviluppo rurale. Quello che può fare la Regione è già stato avviato, accelerare le procedure per lo stato di calamità, in maniera che poi il Governo, decretando questo, si possa poi fare le domande per i contributi. Con i PSR si possono mettere in essere strumenti che riparino dal rischio attraverso assicurazione multirischio e soprattutto assicurazioni sul reddito. Questa è la strada, non a lungo termine ma nel breve periodo, e su questo credo che come Regione dobbiamo sollecitare e andare avanti a sprombattuto.